E ci colleghiamo con Alessandro Lilliu. Ciao Alessandro! Ciao Maurizio, Ma come che- stai? Bene, tu come stai? Benissimo, M- grazie. ma che piacere averti nuovamente qua su questo canale perché ci presenterai il tuo nuovo lavoro, la tua nuova fatica, il tuo ultimo singolo, vero? Sì, sì, sì. Ecco, come si È uscito intitola? proprio. C'era una volta solo nelle favole. Bello. Già il titolo è bello. Ecco, quando è uscito Ale? È uscito sabato, Bene, quindi è fresco fresco, un paio di giorni, insomma. E benissimo. sta già avendo un buon riscontro comunque, sono abbastanza contento. Ecco Ale, dimmi, insomma, noi ci sentiamo da quasi un annetto, e dunque in questo periodo come sta andando, come è andata la tua attività produttiva musicale? Ma diciamo che è un lavoro continuo perché quello che sto facendo da quando ho pubblicato l'ultimo album, che era Non ritrovo più le cose nel 2021, scritto nel periodo poi della pandemia. Dopo di questo, dopo quel lavoro, ho iniziato a pubblicare una serie di singoli e credo di essere arrivato forse a una decina ormai. Mi sta, come dire, dando soddisfazione e ragione questo nuovo modo di lavorare, quindi produrre in continuazione, praticamente finisco un lavoro, lo pubblico e poi, mi do da fare, insomma, lavoro su un altro. Infatti adesso ho già quasi pronto un nuovo singolo e così sto andando avanti e la cosa sta avendo un buon riscontro, soprattutto dal punto di vista delle piattaforme digitali e Spotify in particolare. Probabilmente aumenta la visibilità, gli ascolti e quindi sono contento di questo, insomma. Bellissimo, e poi sei tanto amato e tanto seguito perché io ho visto che il tuo video è in testa alla mia classifica, quindi quello che abbiamo girato Grazie. un anno fa, l'intervista, sei stato qui ospite allo studio, sei veramente seguito tantissimo e amatissimo. Questo, Eh, poi mi dicono vorremmo vedere Ale a Disco Notte, pensa un po'. Io ti rilancio l'invito, so che sei impegnatissimo, ma se per No, ma caso molto volentieri, che poi avevamo organizzato e mi pare che io poi ebbi insomma, un c'era un problemino, contrattempo, un certo, sì, contrattempo, sì, 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 però però volentieri, ti insomma. stanno aspettando perché credimi che più di uno mi ha chiesto, sai, dei partecipanti stesso, dei concorrenti di Ah, Disconote, mi dicono ma perché non fai venire Alessandro Lilio? E io ci provo a richiederlo, vediamo un attimino, adesso te lo sto sì, facendo sì, no, ufficialmente, molto ufficiosamente, ma volentieri, ufficialmente qua in grazie. diretta. Ecco, quindi questo nuovo brano, se è possibile darci qualche chicca dove l'hai scritto, come ti è venuto, ecco, sai, la curiosità che ho io è la curiosità di tanta gente che ci segue da casa. Mm, Non ricordo come è nato, onestamente io poi non ho a parte singoli episodi, cioè di brani particolari in cui mi ricordo, sicuramente tengo molto a questo pezzo perché rispecchia un po' il mio stato d'animo attuale, ehm, e ciò che sta un po' avvenendo, ma questo un po' mette insieme tutte le mie produzioni negli ultimi 2 o 3 anni. Credo che ci sia almeno così lo sto vivendo io, un malessere generale, vedi le guerre, vedi la pandemia e tutto ciò che ha portato, per cui sicuramente non è come dire, proprio positivo il brano, almeno per quanto riguarda il contenuto, ma il contenuto lirico del Certo. testo, insomma. Però sicuramente è un invito alla riflessione, a stare attenti, a capire anche ciò che ci sta accadendo intorno, perché riscontro abbastanza spesso
uno scollegamento, no, da parte di tanta gente su ciò che sta avvenendo. Ora, io sono il primo al quale, insomma, mi piace essere positivo, stare bene, però poi non posso scollegarmi da ciò che sta accadendo e ci vuole un po' di attenzione. Certo. Tutto qui. Bene, bene Ale, siamo in chiusura, se vuoi poi mettiamo in descrizione il link Assolutamente sì, del ti tuo ringrazio. canale, così ci sono i rimandi e possono tranquillamente visitare oltre il tuo canale anche Spotify e tutti gli altri link. Ecco, io quando siamo in chiusura dico sempre ai miei ospiti, date qualsiasi messaggio, date un incoraggiamento ai giovani, cioè qualsiasi cosa vogliate dire, il microfono è libero e poi salutiamo. Quindi mi stai Sì, dicendo di dire qualcosa sì, di... Ma ciò che mi sento di dire è un po' riferito al discorso che facevo prima, di creare unione tra le persone, tra le genti, insomma, di creare dei ponti, ecco, e non delle distanze, perché c'è una spaccatura e di stare attenti a ciò che sta succedendo, perché secondo me è un periodo storico molto particolare e c'è bisogno che la gente, il popolo, insomma, rimanga unito. Altrimenti sono problemi. Dobbiamo benissimo. essere noi a portare avanti il tutto, insomma, non pochi, non i pochi che continuano a muovere i fili a Certo, nostro al discapito. nostro discapito. Non voglio Grazie. farla troppo No, 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 complicata, no, però, giusti, hai dato però il è... messaggio più bello e più limpido e trasparente che possiamo sentire in questi tempi. Grazie, grazie mille per Grazie a essere te, stato qui Maurizio. con noi e ti aspetto a Disco Notte. Allora da Maurizio Casu e da Alessandro Lillio è tutto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti, Ciao, ciao a ciao, tutti. ciao, ciao.